Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del nostro telegiornale. Un decreto legge impone una limitazione al caro voli con lo stop a tariffe altissime per Sicilia e Sardegna. In attesa dell'applicazione i prezzi al momento mostrano un calo solo a macchia di leopardo. Fontana Rossa e la ritrovata normalizzazione. Nessun dirottamento su altri scali dell'isola nella giornata di oggi. La SAC, società di gestione, annuncia da domani la sospensione dei bus navetta per gli altri aeroporti siciliani. Riconosce il cadavere del figlioletto morto nel naufragio del barchino sul quale viaggiava. La straziante scoperta di una mamma migrante a Lampedusa che credeva il piccolo in salvo in un'altra struttura. A Catania c'è un nuovo pentito di mafia e Michele Vinciguerra, esponente di spicco del Gran Cappello, ha gestito le più fiorenti piazze di spaccio di Catania. Ditelo al vostro TG. Da Catania e Siracusa arrivano oggi le immagini di degrado e inciviltà segnalate dai nostri telespettatori. Calcio, Catania vicino all'esterno d'attacco Davide Marsura, primi infortuni nel Messina, si fermano Ragusa e Ferrara. Ancora ben trovati, arriva un limite al caro voli, stop a tariffe altissime per la Sicilia ma anche per la Sardegna. Il governo ci prova perlomeno con un decreto legge, ma è ancora presto per verificare gli effetti e i benefici. Oggi intanto da un nostro mini test abbiamo riscontrato prezzi a macchia di leopardo. Adelaide Barbagallo. Il governo corre ai ripari contro il caro voli che anche quest'estate, così come nei periodi di Natale e Pasqua, ha provocato proteste da parte dei passeggeri. Con un decreto legge ha stabilito dei limiti alle politiche tariffari delle compagnie aeree nei collegamenti con la Sicilia e la Sardegna. Il governo insomma ci prova. Gli effetti reali del decreto legge si vedranno nei prossimi giorni. Oggi la maggior parte delle agenzie di viaggio da noi interpellate ci parla di prezzi a macchia di leopardo. Se ad esempio si volesse partire stasera alle 20:10 da Catania per andare a Roma con ITA ci costerebbe solo andata 87 euro, una cifra che dicono le agenzie non registravano da tempo nel mese di agosto, periodo di alta stagione. Ma già domani con la stessa compagnia aerea, sempre un Catania-Roma, il prezzo più basso è quello del volo delle 15:25 ed è di 120 euro per arrivare a costare in altri orari sino a oltre 400 euro. Domani un Palermo-Roma delle 12:50 costa 200 euro. Si riuscirà davvero già da questo agosto a volare senza che ci siano prezzi esorbitanti? La partita sembra tutt'altro che chiusa. I paletti posti al governo alle politiche tariffarie hanno già provocato una levata di scudi delle rappresentanze alle compagnie aeree Ibar e Assa Aereo, che considerano le soluzioni punitive per il settore in contrasto con la normativa europea. Insorgono le compagnie low cost e critiche arrivano anche da Asso Utenti. Secondo l'associazione il decreto non risolverà il problema del caro voli, in quanto interesserà solo i voli nazionali con le isole e interverrà solo per aumenti superiori al 200%, tagliando fuori le altre tratte. Soddisfatto invece il presidente della regione siciliana Renato Schifani, che considera l'intervento del governo un importante passo avanti per garantire ai siciliani e ai viaggiatori in generale il diritto a raggiungere l'isola senza dover pagare cifre elevatissime. E si respira aria di ritrovata normalità all'aeroporto di Catania dopo 23 giorni dal rogo. Nessun volo dirottato questa mattina a Fontana Rossa, ma ancora disagi e cancellazioni invece nella notte. Da domani stop alle navette, collegamento con gli altri aeroporti, ma intanto la Will Trasporti denuncia pesanti disagi per i lavoratori. Eva Spampinato. Appena atterrato. I bagagli? Arrivate. Ma consegnati come? Al nostro bagaglio? Tutto normale, sì. Ci hanno confermato il volo. Contenta? Assolutamente sì, anche perché fino a ieri eravamo nell'incertezza più totale. È una mattinata di semi-normalità all'aeroporto di Catania. Sui tabelloni che mostrano lo stato dei voli si legge una sfilza di arrivi e una sequenza di partenze inframmezzate da qualche ritardo. Nessuna indicazione di voli cancellati o dirottati, segno di un lento ritorno alla piena operatività dello scalo etneo, quella che il presidente della regione Renato Schifani aveva annunciato lo scorso 5 agosto e che ha preso forma solo questa mattina. Nella notte, infatti, ci sono stati gli ultimi disagi per i passeggeri. Ci hanno cancellato un volo senza nessun preavviso. Siamo arrivati
partiti 3 ore prima e cercavamo sul tabellone la tratta, però non la trovavamo e non c'era messo neanche cancellato. Ce ne siamo accorti noi alle 6 del mattino cercando sul sito, ma ITA non ci ha avvisato, non ci ha mandato nessuna mail, nulla. E avevano detto che partivate da Palermo. Da Palermo, tutto con i biglietti, il check-in, tutto. Da Palermo l'aereo parte da Catania. Quindi che avete fatto? Che ore erano? Ci hanno mandati da Palermo a Catania, siamo partiti alle 3 di notte, abbiamo fatto 500 km, siamo qui, mia figlia è incinta, il bambino piccolo, stress, caldo. Si parte dal Terminal A e dal Terminal C, completamente decongestionato dalla calca che avevamo documentato negli scorsi giorni. Da domani sera saranno sospesi anche i bus navetta in collegamento con gli scali di Comiso, Trapani e Palermo. I passeggeri tirano un sospiro di sollievo, anche se non possono dimenticare l'arrivo traumatizzante in Sicilia. Tornereste comunque in Sicilia? Sì. Sul fronte dei lavoratori, obbligati ad indossare la mascherina, è dura la UIL Trasporti di Catania, che in una nota scrive: il personale è costretto a fare quotidianamente i conti con il caos prodotto dallo scarso coordinamento tra le diverse società operanti nello scalo e con i rischi connessi alla presenza persistente di monossido di carbonio. Anche il sindacato di polizia Coesip denuncia forti disagi per i poliziotti in servizio. Intanto, per alleviare e rinfrescare l'attesa, il personale SAC oggi offriva ghiaccioli gelato. E adesso è arrivato il momento di dare uno sguardo alle condizioni in cui si trova l'aeroporto di Catania, il Terminal A appena riaperto, ecco, lo vediamo qualche immagine, forse non c'è stato il tempo in queste 3 settimane di stop per rimettere a posto la pavimentazione, dove peraltro anche la polizia lascia ancora a desiderare, e noi continuiamo a scorrere le nostre immagini, anche appunto i muri sono rimasti usurati come prima, i bagni, questi sono quelli appunto degli uomini, agibili solo a metà, c'è sporco anche sui pavimenti. Immaginiamo naturalmente che il ritorno alla normalità comprenderà anche il decoro e la rimessa a nuovo degli ambienti dello scalo, dove naturalmente è necessario. Chiudiamo questa pagina, ne apriamo un'altra estremamente dolorosa. Pensava si fosse salvato nel naufragio, invece una mamma ivoriana ha dovuto riconoscere il figlioletto di 1 anno e mezzo nella camera mortuaria di Lampedusa. Un giovane sudanese cerca ancora i suoi 2 fratellini. Sono le ultime storie drammatiche di migranti sopravvissuti ai recenti naufragi. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Lo ha tenuto stretto tra le braccia per ore nel mare in tempesta, poi, sfinita, quando proprio non ce la faceva più per la stanchezza e il freddo, ha affidato il suo bambino a un connazionale che era in mare accanto a lei. Miriam, una giovane mamma ivoriana di 23 anni, ha appreso solo domenica sera che il suo bambino di 1 anno e mezzo è annegato e adesso nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana di Lampedusa ha effettuato il riconoscimento del cadavere del figlio, morto nel naufragio di uno dei 2 barchini colati a picco sabato nel canale di Sicilia. Fino a quel momento aveva creduto che fosse in un'altra struttura o ricoverato. Il barchino che si è inabissato era partito da Sfax. Complessivamente 57 i superstiti, 33 i dispersi e 2 i cadaveri recuperati. Oltre a quello del piccino c'era anche quello di una donna il cui marito si trova al momento all'hotspot di Lampedusa. La procura di Agrigento ha aperto sulle 2 tragedie un'inchiesta a carico di ignoti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. Storie di vita e di disperazione, di famiglie che superano la traversata e riescono a ricongiungersi, altre i cui familiari si cercano disperatamente, come quella del giovane sudanese, Aisman, che dal suo letto di ospedale in cui si trova dopo il naufragio di fine luglio a Lampedusa vuole rintracciare ad ogni costo i suoi 2 fratelli sopravvissuti come lui al mare, in cui sono morti il padre, la madre e la figlia di 3 anni. I suoi fratelli hanno 13 anni Aysel, 16 anni Haider, unici altri superstiti della sua famiglia. La moglie di Aism è morta in Libia. Dal Sudan, come tanti immigrati, erano partiti in cerca di una vita migliore, ma la loro speranza si è infranta lo scorso fine luglio al largo di Lampedusa. Heisman è arrivato al pronto soccorso del Policlinico di Palermo per delle lesioni ai tendini di una mano e ferite al volto. I soccorsi in mare si susseguono, stanotte tratti in salvo 47 profughi, c'è un disperso. A Lampedusa intanto si cerca di alleggerire l'hotspot che contiene oltre 2000 migranti.
A Catania c'è un nuovo pentito di mafia, si chiama Michele Vinciguerra ed è un esponente di spicco del clan Cappello per avere gestito le più fiorenti piazze di spaccio di Catania. Intanto tremano naturalmente gli affiliati e i narcos calabresi. Natale Bruno. Tremano gli uomini di mafia del clan Cappello specializzati nel traffico di droga e tremano pure i narcos calabresi che per anni hanno inondato Catania con la cocaina e la marijuana. Da 2 settimane c'è un nuovo pentito che sta svelando i segreti legati al suo gruppo mafioso e alle piazze di spaccio più remunerative di Catania, a San Cristoforo, in via Piombay, alle Salette, al Tondicello della Playa, ma anche a Siracusa e Palermo. Si chiama Michele Vinciguerra, ha 56 anni e in città è conosciuto con il nomignolo di Ucurdunaro. Da 2 settimane mette a verbale con i magistrati della DDA e Tennea i segreti del clan cui ha fatto parte. Vinciguerra ha un lungo curriculum criminale, a capo di un gruppo del clan Cappello, è stato condannato per mafia nell'operazione Revenge. Scarcerato lo scorso mese di dicembre, è stato nuovamente arrestato nel corso dell'operazione Chinara, ordinata dalla procura contro l'ingentissimo traffico di droga nel quartiere di San Cristoforo. Vinciguerra non è il solo ad aver deciso di voltare la faccia alla mafia. Con lui ha preso la stessa decisione di collaborare con la giustizia pure suo genero Alberto Bassetta, finito in carcere anche lui nell'operazione Chinara assieme alla moglie Maria Jessica Vinciguerra, arrestata con la stessa accusa del marito e posta ai domiciliari per accudire i suoi 5 figli piccoli. Bassetta e Vinciguerra, dopo la decisione del pentimento, sono stati messi in isolamento in carcere. Jessica Vinciguerra con i suoi figli è stata trasferita in una comunità protetta. Il pentimento di Vinciguerra è ritenuto in fase avanzata, anche se ancora il suo ingresso nel programma di protezione non è stato definito. Dalle sue rivelazioni temono non solo gli affiliati recenti del clan Cappello per via dei segreti datati di cui ha conoscenza, ma anche i fornitori di droga, quelli che la procura indica come i narcos calabri appartenenti all''ndrangheta. Una notizia dalle agenzie: si sono aggravate le condizioni di salute del boss Matteo Messina Denaro, detenuto, ricordiamo, al 41 bis nel supercarcere dell'Aquila. L'ex latitante, affetto da un tumore, è dal giorno dell'arresto in cura all'interno del penitenziario, dove è stata allestita per lui una stanza per la chemioterapia. Nelle scorse settimane il capo mafia aveva subito un intervento che e poi era rientrato nell'istituto di pena in giornata. Adesso ci fermiamo, una pausa e rientriamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, il Ministero delle Infrastrutture ha riattivato il tavolo tecnico sui trasporti nell'area dello Stretto. Un occhio dunque alla situazione attuale, ma anche al collegamento stabile sullo Stretto. Francesco Triolo. Il ponte sullo sfondo, ma c'è anche da ragionare nel medio periodo. Per questo la riattivazione del tavolo tecnico per i trasporti nell'area dello Stretto, riunitosi oggi all'Università di Messina, assume una rilevanza importante. La decisione del Ministero delle Infrastrutture nasce proprio nell'ambito della realizzazione del ponte, con l'obiettivo di promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo dell'intermodalità in ambito ferroviario, aeroportuale e marittimo nell'area. La visione del ponte è la visione di un collegamento stabile dello Stretto. Questa, che abbiamo noi attualmente, una visione di un collegamento dinamico dello Stretto, però ovviamente in attesa del collegamento appunto stabile che è il ponte. Sono due sistemi che si devono integrare, ovviamente con 2 valenze totalmente diverse. A partecipare tecnici ed esperti del Ministero, delle regioni Calabria e Sicilia, delle città metropolitane di Reggio Calabria e Messina e delle rispettive università. Toccherà a questo tavolo stabilire e coordinare strategie, iniziative e proposte per la definizione di un sistema unitario anche dal punto di vista tariffario dei collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e dei servizi di trasporto pubblico locale a terra, assicurando integrazione funzionale delle reti, accessibilità, qualità, flessibilità adeguate alle esigenze di mobilità attuali e future, insomma un biglietto unico per il trasporto pubblico locale.
Raro prelievo multiorgano eseguito con successo all'ospedale Cannizzaro di Catania. Un paziente di mezza età, vittima di una grave emorragia, sono state prelevate le cornee e il fegato. E adesso andiamo al ditelo al vostro TG. Con questo appuntamento ovviamente vi mostriamo le vostre segnalazioni. Sono due oggi. La prima, lo vedete, ci porta in fondo al litorale dei lidi della Playa di Catania, nei pressi dei villaggi Ippocampo di Mare. Come vedete, una volta tolti i cassonetti, la zona è stata trasformata in una discarica, oltre che di spazzatura. Tutto il tratto di strada infatti è colmo di ogni sorta di materiale ingombrante, dai materassi a parti di mobili, come appunto state continuando ad osservare in questo video di un nostro telespettatore. E adesso invece ci spostiamo, andiamo a Siracusa. Quello che vedete doveva essere il nuovo porto turistico Marina di Archimede. Il cantiere, abbandonato da oltre un decennio, è stato trasformato in una grande discarica abusiva con rifiuti di ogni genere. Ci sono divani, mobili, elettrodomestici, non mancano i materiali di scarto dell'edilizia. Una discarica a pochissimi metri dal comando della polizia municipale, a 2 passi da Ortigia. Alcuni senza tetto ne hanno approfittato per ricavare qualche alloggio di fortuna all'interno dell'area. Io naturalmente vi invito a continuare a mandare le vostre segnalazioni alla nostra linea WhatsApp, che è il 342 74 55 005. E adesso ci fermiamo ancora per una pausa e poi il calcio in chiusura. E adesso il calcio. Dopo l'accordo tra le parti si attende la firma del contratto del nuovo attaccante esterno del Catania. Si tratta di Davide Marsura, nel ritiro calabrese in Sila. Invece lievi infortuni per i giallorossi, Ragusa e Ferrara. Sentiamo Sergio Colosi. Chiusa la breve parentesi della composizione dei calendari di Serie C, con l'esordio casalingo per il Catania il 3 settembre contro il Crotone e il Messina in trasferta a Cerignola, le due società si concentrano sulle prossime operazioni di mercato. Il Catania ha le idee abbastanza chiare per completare un organico competitivo per la promozione in Serie B. Oggi potrebbe essere il giorno della firma dell'esterno offensivo Davide Marsura, 29 anni, con oltre 150 partite in Serie B tra Ascoli, Pisa, Venezia, Genova, Modena e Brescia. Accordo già fatto, si attende soltanto l'ufficializzazione del club rossazzurro, che è parte attiva nel mercato delle punte. C'è stato un contatto con Andrea Righini, ex Reggiano e Provercelli, ma Samuel Di Carmine e Salvatore Caturano rimangono obiettivi principali ma complicati, in attesa di un nome a sorpresa. Il Catania ha previsto inoltre 2 nuovi rinforzi nel settore centrale della difesa. Giuseppe Cuomo ha preferito un triennale a cifre importanti al Sud Tirol in Serie B. Amichevole con poche indicazioni del Messina in Calabria, 10-0 e dilettanti del Real Cotronei, con poker di Emmausso. Ragusa e Ferrara rientrate in città per problemi fisici. Nessuna novità sul fronte mercato, con gli obiettivi fissati da tempo, ma il Messina rischia di doversi accontentare degli scampoli di fine stagione, qualora Plescia, Provenzano e Mungo dovessero trovare contratti e destinazioni migliori. Non ci sono altri aggiornamenti, dunque il telegiornale finisce qui. Io naturalmente vi ringrazio per l'attenzione e vi rinnovo l'appuntamento con il nostro telegiornale oggi alle ore 19.